Ok, buonasera a tutti. Volevo, se mi è permesso, dire brevemente due cose. Niente, negli anni '80 c'era il partito Sardo Azione, no? Ed era nato con il preciso scopo di dare voce e di dare potere a un popolo che non aveva il potere di opporsi. Cioè la nostra terra la utilizzavano per fare tutto, basi militari, basi NATO da ogni parte della Sardegna. Citiamo la più famosa di tutte, che era ovviamente la Maddalena, sottomarini, esperimenti di ogni tipo, così come a Tiulada, cioè dappertutto. E niente, noi stavamo lì, noi sardi stavamo lì a guardare senza avere nessun potere. E dunque il partito Salvazione era nata con quell'intento di far sentire, di amplificare la nostra voce, la voce di un popolo sottomesso, fondamentalmente sottomesso. E niente, poi ci sono stati alcuni particolari. Ricordo che mi veniva raccontato che in Liguria e in Lombardia ai bambini, quando erano piccoli, che facevano da cattivi, gli dicevano: se non lo smetti ti mando in Sardegna. Ed era una cosa che faceva arrabbiare, perché il bambino cresceva con l'ideale e associava la Sardegna come un posto brutto, come un posto, cioè, non lo so, è una cosa, mi ricordo che mi è rimasta impressa in memoria. E c'è un altro particolare che mi aveva raccontato una volta zio Angelo Murieso, che era tecnico, aggiustava gli elettrodomestici e veniva mandato un po' in tutta la Sardegna dove c'era bisogno, no? E mi ricordo che mi aveva raccontato quella volta che era andato a lavorare nella zona di Portocervo, no? In quei posti da ricconi dove alloggia Briatore e compagnia bella. E lì entrando c'era un club privato dove c'era scritto un cartello, c'era scritto: vietato l'ingresso ai sardi. Cioè questa cosa già da allora mi aveva fatto incazzare, perché dice: assurdo che nella mia terra trovi un cartello, non vietato l'ingresso ai cani, vietato l'ingresso a chissà quale animale, no, vietato l'ingresso ai sardi. E niente, tutto questo, vabbè, il discorso era giusto per introdurre Sardos. E antica, questa Sardegna è sul continente, ma noi sardos che bisogna vivere, noi spuru facciamo parte del suo continente,
E qua vi voglio una. Vediamo chi si ricorda. Ah, un accidente! Oh Sardegna, noi siamo sardos.